Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro. Niente, dopo 2 mesi chiude la pista di pattinaggio. Un successo sicuramente. Siamo qua con Giordano Truzzi, che è stato l'esecutore e anche la ditta che ha gestito questa bellissima iniziativa, e il vice sindaco Doriano Mancini. Allora Giordano, com'è andata? Soddisfatti? È andata bene, la gente ha partecipato con entusiasmo, siamo contenti, molto contenti diciamo. Hanno partecipato molto volentieri il vice sindaco, l'ufficio tecnico, tutta la giunta comunale, ci hanno voluto bene diciamo. Ecco, quindi chiediamo, vice sindaco, un'iniziativa da ripetere, è stata una cosa soddisfacente non solo per la popolazione ma anche per creare vita in questo paese che sempre di più è fondamentale per tutto il delta. Sì, la pista c'era anche l'altro anno, poi per motivi Covid abbiamo saltato il 2020 praticamente, ma quest'anno siamo tornati con una pista più grande, una pista molto molto bella, probabilmente la più grande del Veneto, ben gestita dalla famiglia Truzzi, che io ringrazio, perché si sono dati da fare, sono dei gran lavoratori, e poi soprattutto anche il rapporto sociale con chi è venuto a pattinare, l'ho visto che ha funzionato molto bene. La mascherina ogni tanto richiamavano, come dicevo, mi raccomando mettete la mascherina, ecco, io sentivo, e anche questo insomma è stato un modo educativo per far fare dello sport sano qui in questa bellissima piazza di Portoviro. Quindi viva la pista, e mi auguro che il prossimo anno sia ancora, non dico più grande, ma con qualche altra novità molto importante e positiva, che sarà ben accolta dai cittadini di Portoviro, ma non solo. Perfetto, vi ringraziamo, naturalmente ci auguriamo il prossimo anno ancora qui a Portoviro, come diceva appunto lei vice sindaco, è un riferimento per tutto il delta, e complimenti ancora. Grazie.